Grazia Deledda compie gli anni. Il mio compleanno cade il 27 settembre, per cui io mi chiamo Cosima e Damiana. Ma perché vuoi sapere? Per farmi forse un altro regalo? Basta quello che mi hai fatto. Io leggo sempre le preghiere del tuo libro e il cuore l'ho conservato gelosamente fra le mie più care memorie. Io mi figuro che sia il tuo cuore, il cuore del mio diletto e adorato Andrea, che mi appartiene tutto quanto e che io terrò sempre stretto al mio col nodo del più fervido amore e spero di non restituirtelo giammai, per l'eternità. Pensate che potenza, che grande passione di questa lettera di una giovanissima Grazia, che Grazia scrisse ad Andrea Pirotta, il suo fidanzato dell'epoca, un maestro gallurese che si trovava a Numolo, e lo scrisse proprio il 10 dicembre, questa lettera del 1892. Quindi il 10 dicembre, non sapendo che il 10 dicembre del 27 avrebbe ritirato il premio Nobel a Stoccolma, e nel 1892 lui aveva appena 21 anni. Allora oggi è un altro 27 settembre e siamo veramente molto contenti e onorati della presenza di tutti voi e del fatto che qui in Campidoglio la ricordiamo quasi simbolicamente a chiudere un 150 anni, 50esimo celebrativo dei suoi 150 anni della nascita, 1871-2021, che è stato veramente ricchissimo, quasi sfatigante, quasi sfiancante di tante iniziative che ci sono state su Grazia Deledda, in Sardegna, fuori Sardegna, all'interno dell'Europa e anche fuori dell'Europa. Quindi perché l'abbiamo ricordata in Campidoglio? Innanzitutto volevo ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri che ci ha gentilmente concesso l'uso di questa splendida sala che si chiama Laudato Si, e si chiama Laudato Si perché circa un anno e mezzo fa è stata inaugurata per ricordare la visita del Papa Francesco in Campidoglio, per questo l'hanno chiamata Laudato Si. E ringrazio anche l'assessore alla cultura del Campidoglio del Comune di Roma, Miguel Gottor, che ci ha concesso il patrocinio culturale proprio per questa manifestazione che vede Grazia Deledda finalmente anche romana ricordata nella Casa dei Romani, cioè in questa splendida sala del Campidoglio. La manifestazione è voluta dall'Associazione Internazionale Critici Letterari, il Gremio dei Sardi di Roma e l'UNA, l'Unione delle Associazioni Regionali di Roma e del Lazio, entrambe presiedute da Antonio Maria Masia, che quindi ci ha tutti e due queste cariche, e Osservatorio per un interuniversitario di genere, parità e pari opportunità delle tre università romane. Presidente della manifestazione, Emilia Di Giovanni, buonasera a tutti gli organizzatori e buonasera a voi che siete qui convenuti per questo compleanno così bello, così importante, il compleanno di una grande donna, di una donna italiana che si è distinta nel mondo per la sua arte, la sua poesia, la sua genialità, e che ha portato l'Italia, la Sardegna, Nuoro, Roma e Cerchia e l'Emilia Romagna, dalla quale proveniva il marito Baremino Madesani, all'attenzione dei lettori di tutto il mondo, ma soprattutto ha portato quello che era la sua indagine psicologica dei personaggi che sono gli interpreti, gli attori dei suoi romanzi, delle sue novelle, e lo ha fatto con una maestria tale da portare un messaggio universale. Ed è proprio questa caratteristica che venne premiata dalla Commissione del Premio Nobel, che riconobbe ai suoi romanzi, ai suoi libri, ai suoi racconti questa grandissima forza espressiva che possiamo dire era nuova, era innovativa nella letteratura italiana, ed era innovativa soprattutto perché proveniva da una donna. Ed è su questa figura di donna che io oggi mi voglio soffermare, non perché avremo probabilmente un Presidente del Consiglio donna, e questo non c'entra niente, però perché Grazia Deledda ha dei grandissimi meriti letterari, però ha dei meriti politici importanti, e noi, io che faccio politica, vorrei portare la vostra attenzione proprio su questo aspetto particolare. Pensate, Nuoro nel 1800
1971 era un piccolo borgo di pastori, non del meridione, ma proprio di un'isola staccata dal continente, che si poteva raggiungere solo col piroscafo a vela quando viaggiava, ed è messa al centro della Sardegna, per cui in una zona che era poco raggiungibile anche dalla costa, dai porti che sono oggi vicini al muro perché sulle strade, ma allora no, aveva solo 6.000 abitanti ed era stata da poco, nel 1771, 200 anni prima, elevata con un consiglio comunale ed era stata fatta sede vescovile, quindi aveva una certa importanza rispetto agli altri paesi della zona, però era un popolo di pastori che faceva una certa mentalità austera, una mentalità importante dal punto di vista della soggettività, però una mentalità che non era al femminile, dove le donne non potevano, ad esempio, banalmente studiare, non potevano ambire ad andare all'università, ci andavano solo gli uomini, ci andavano solo i maschi. E grazie ad Elenca, per questo, fece la quarta elementare e si volle ripetente in quarta elementare perché voleva studiare di più e proseguì i suoi studi e le sue letture aiutato da uno zio prete, il prete Cambuso. Cosa fece Graziella? Graziella capì fin da bambina, leggendo, che lei aveva un grande talento tra le mani, un talento incredibile, perché aveva la capacità di raccontare, e aveva la capacità di raccontare perché studiava, perché leggeva, e leggeva tantissimo, e leggeva fin da piccola quelli che erano i classici di allora e di oggi, francesi, russi, italiani, leggeva le riviste, e quindi si appassionò e capì che doveva fare la scrittrice, ma non capì già da quando aveva 13 anni che doveva fare semplicemente la scrittrice, ma che doveva fare la scrittrice per dare una nuova immagine letteraria nel mondo della Sardegna. I primi racconti li elabora furtivamente, ma furtivamente nel vero senso della parola, perché lo racconta nel suo romanzo autobiografico per scriverli e spedirli alle redazioni delle riviste. Dovette rubare a casa i soldi dell'olio e del vino che venivano vendute nella sua cantina, nella cantina di famiglia. Insomma, si mette in testa questo, studia, inizia a scrivere, se ne importa, se ne infischia completamente degli ostacoli soggettivi che aveva e se ne infischia anche degli ostacoli oggettivi, cioè questo isolamento che aveva la città allora e che aveva la Sardegna, e sogna di diventare una grande scrittrice. E cosa sogna? Sogna di venire a Roma, perché Roma per lei era questo luogo dell'anima, il luogo dell'evoluzione, il luogo della soddisfazione delle sue ambizioni, il luogo dei collegamenti con il mondo allora contemporaneo, il mondo letterario, il mondo colto, il mondo degli stimoli. E lei, donna, con la quarta elementare, viene nel 1900, in gennaio del 1900 a Nuoro e fa una vita di società. Va all'università, ad esempio, a seguire le lezioni del professor Ferri. Contribuisce a organizzare il convegno, mi pare del 1914, di Castel Sant'Angelo sul futuro della Sardegna con i maggiori intellettuali sardi. Continua a scrivere e scrive sempre in questa sorta di, non di dicotomia, ma di dialogo tra il paesaggio, l'ambiente mozzafiato, arcaico, incontaminato della Sardegna e l'animo umano, l'animo dell'uomo e della donna. E sempre il padre lo punisce, la seconda volta lo manda sulle montagne, la terza volta capisce che quello è il suo destino e allora gli dice: vuol dire che sei poeta, fai poeta. Ecco, questo messaggio noi lo dobbiamo raccogliere. Perché lo dobbiamo raccogliere? Perché è il messaggio per le future generazioni, è il messaggio per il futuro del paese, per il futuro del pianeta, è il messaggio che noi abbiamo dei talenti, questi talenti che dobbiamo mettere in luce e ci dobbiamo impegnare per mettere in luce. Questo è il grande insegnamento di Graziella politico. Diciamo, realizzare questa sinergia con tutte queste associazioni culturali che sono state già ricordate e che quindi non ricordo per brevità, in
primo luogo naturalmente ringrazio il Comune, Nelia De Giovanni e tutte le altre associazioni. Io voglio solo disegnare un brevissimo profilo appunto dell'Osservatorio di Studi di Genere interuniversitario di Studi di Genere che mi onoro di presiedere ancora per poco. Ci saranno dei cambiamenti a breve, dei felici avvicendamenti a breve e voglio dire appunto l'Osservatorio vede impegnate tre, siamo sentiti anche qui un minimo di orgoglio, tre tra le più grandi università di Roma, cioè l'Università La Sapienza, l'Università di Tor Vergata e l'Università di Roma 3. Quindi è un bel complesso che ci vede agire in qualche modo in questo viaggio, in questa avventura fin dal 2009 e proprio in questa sede, nella sala accanto appunto, abbiamo inaugurato l'osservatorio, ripeto, 2009 con una Lectio Magistralis di Elena Paciotti sulle pari opportunità e i diritti umani e poi abbiamo festeggiato i primi 10 anni dell'osservatorio con un altro convegno, sempre qui a Campidoglio, quindi anche con il Campidoglio abbiamo un filo che ci lega, un convegno dal titolo Donne dai margini al centro, percorsi, prospettive e soluzioni. E voglio dire che la colonna portante dell'osservatorio è il consiglio scientifico, che mi fa piacere qui ricordare, rappresentato appunto dalle professoresse Marisa Ferrario Pionero, che tra poco ascolteremo, Elisabetta Strickland, che tra poco ascolteremo, dalle colleghe che non sono potute intervenire, Mariella Nocenzi della Sapienza e Laura Moschin di Roma 3. Ecco, dicevo che abbiamo iniziato questa avventura alcuni anni fa, convinte che anche qui la sinergia tra le università fosse di grande importanza. Intanto io sono qui in omaggio anche al mio presidente Masia, in questo momento lui ci rappresenta tutti, abbiamo avuto parecchie occasioni di interagire sempre in maniera molto positiva e felice. Poi devo fare un altro omaggio a Nelia De Giovanni, di cui ho ammirato più volte, ho apprezzato più volte gli interventi che ha fatto presso la nostra sede. Non ultimo, un omaggio alla collega amica di antica data, Marisa Pionero, che quando mi ha proposto di partecipare con un breve saluto e un contributo a questo convegno, lo ha dato per scontato. Perché l'ho dato per scontato? Perché noi abbiamo un antico legame anche di studi sulla questione femminile. Ora, c'è un quarto motivo che poi vi dirò, ma mi fermo qui sul terzo. Allora, il sindaco di Nuoro ha fatto un intervento molto ben centrato, che ha declinato la caratura letteraria di questa donna, una donna autodidatta, pressoché autodidatta, a cui erano stati insegnati i doveri ma non i diritti, e che da sola ha acquisito la consapevolezza dei diritti attraverso i doveri, e che ha lasciato poi la Sardegna per rappresentare la sardità a Roma, e questo ha fatto di lei una grande intellettuale, un faro anche per le giovani sarde. Questa giovane donna è stata la prima donna che ha conseguito un premio Nobel in Italia. Sembra che Pino Meneghio di questo fosse molto geloso, non so se in Sardegna sapete questo, perché lui lo prese dopo di lei. Ma lei se lo meritò pienamente, perché con la tenacia che solo le donne sanno mettere in campo è riuscita a conseguire il sogno della sua vita, a realizzare il sogno della sua vita, che era quello di scrivere. E ha scritto con una bellezza di sentimenti, di sensibilità, di passione, di voglia di appropriarsi pienamente di una vita vissuta in maniera totale. Forse anche appoggiata da questo grande amore della sua vita, che conobbe giovanissima, che sposò, che era romagnolo, quindi aveva un certo pathos verso la vita, e che l'ha assecondata, aiutata e sempre sorella. La sua produzione letteraria, non sto qui a elencarla perché credo che molti di voi la conosciate e comunque ne parleranno i relatori, è lo specchio del suo percorso umano, del suo percorso femminile. Ora, l'Umbria è una regione che non ha il mare, bellissimo, la Sardegna, ma ha quell'asprezza delle montagne, ha quel selvaggio della conservazione dei luoghi, ha quei caratteri tenaci, di solidità, di voglia di arrivare a conseguire uno scopo, al di là delle montagne dentro cui si smontano le piccole città dell'Umbria, che in qualche misura ricorda l'Alta di Sardo.
alcune regioni d'Italia hanno una festa che esprimono attraverso certi personaggi. Uno di questi personaggi facciamo un po' una piccola introduzione, poi spiegherò. No, ringraziare veramente Giovanni, che è una persona che cui voglio bene, sinceramente, perché grazie a lei, che grazie anche a lei che abbiamo cominciato l'avventura dei parchi letterari. Partendo proprio da Gardellì, ringrazio tantissimo il sindaco di Nuoro, perché proprio a Gardellì ci conoscemmo in conclusione del premio letterario dedicato a Grazia Deledda. E grazie a voi, insomma, grazie ai territori che è rinata questa avventura. Grazia Deledda è stata la prima a fare ripartire questa rete dei parchi letterari, che sono dei territori che hanno avuto un'ispirazione, alcuni più autori, e che noi cerchiamo di rendere, di fare conoscere, di interpretare per farli vivere in un altro modo, sia di vivere quotidianamente, ma anche da visitare. Quindi i luoghi, in questo caso siete lì, dedicato a Grazia Deledda, ma il parco letterario non è in realtà dedicato a Grazia Deledda, ma è un luogo che hanno fornito ispirazione a Grazia Deledda, come Carlo Legge Damiano, come vedrà sui colleghi. Però ritorno a Neria, perché proprio grazie alla sua tenacia, sinceramente, e alle sue generosità, più che altro, perché ha sempre cercato di coinvolgere anche chi come me, insomma, non è un grande esperto, non sono tutore di letteratura, ma anche ha creduto in questi progetti territoriali che hanno esattamente l'obiettivo di raccogliere quei tre principi che girano intorno all'identità di un territorio, come diceva il sindaco di Nuoro, all'ambiente, alla società, alla coesione sociale. Grazie a lei e a tanti amici di Gardellina, non solo, siamo riusciti a reistituire una rete di 30 parchi letterari che in Italia, e non solo in Italia, riuniscono quasi 80 comunità, 6 parchi nazionali, 6 parchi regionali, un buon numero di riserve, di oasi naturali. E insisto, poi non ti ringrazio più, però, perché è stato un motivo per spingere a definire parchi letterari, che non sono bandierine, che vanno poi gestiti, e chiudo perché non voglio fare tempo. Parchi letterari è dedicato alle donne, perché erano pochissimi quando erano stati iniziati, poi fallire come progetto, erano ripresi 10 anni dopo il fallimento, ma che non funzionava più, quindi 10 anni fa, poco più di 10 anni fa, abbiamo iniziato con i parchi letterari dedicati a Isabella Morra, a Valsini, quindi la poetessa uccisa nel 500 dai fratelli perché aveva un rapporto platonico con una persona che non era amata dalla famiglia. Ma Verodi, che nello stesso periodo di Grazia Deledda viveva a Roma, che è l'autrice di tanti scritti, ma che era una giornalista, all'avanguardia della vita, e che ha scritto quelle novelle della nonna che raccontano il Casentino del Medioevo, ma non solo, perché alla fine è un lunario, mi faccio di nuovo l'ambiente, è un lunario legato alla filiera agroalimentare che racconta i luoghi del Casentino attraverso... Quindi che cosa dire? Perché di un convegno l'abbiamo già detto ampiamente, del convegno di oggi, questa data è qui in Campidoglio. L'11 gennaio del 1900 Grazia si sposa a Nuoro ed è stato già accennato al matrimonio con Calvino Madesani, questo ministeriale romagnolo, qualcuno l'ha definito come di buona vita, insomma era anche un bell'uomo, molto piacente, e comunque incarnava quello che Grazia Deledda voleva raggiungere, cioè amava tanto la Sardegna, la sua Nuoro, ma comunque voleva anche uscire dall'isola. Diceva un bravissimo poeta sardo, Ignazio Di Lugo, che molti di noi hanno conosciuto: la mia patria è un'isola, per questo devo navigare. E Grazia Deledda sa che deve navigare, va a Roma con il Palmiro, si sposa, dicevo, l'11 gennaio, non raggiunge subito Roma, rimane ancora qualche mese in Sardegna,
a Cagliari e come raccontato molto bene tra l'altro in un libro che poi magari avremo modo poi di ricordare, di Maria Elvira Ciusa, che è qui presente, ringrazio, appunto documentatissimo su queste cose anche diciamo biografiche. Lei arriva il 1° marzo a Napoli perché prende il piroscafo Paraguay da Cagliari e arriva a Napoli, non a Roma, non a Civitavecchia, e Napoli la descrive in una lettera a Luigi Falchi come una città bellissima, Napoli luminosa, in quei giorni primaverili le donne sono splendide, elegantissime, e comincio qui a dare ragione su quanto di meraviglioso ella, cioè Luigi Falchi a cui si rivolge, ella mi raccontava del continente, quindi questo continente meraviglioso che Luigi Falchi conosceva già perché insegnava qui a Roma, le aveva raccontato. Finalmente lei conosce, si appresta a conoscere Roma. Certo che Roma, come sentiremo dalla collega da Marisa, che appunto è una sociologa, quindi ci descriverà in particolare questo aspetto, Roma è praticamente da pochissimo capitale d'Italia, quindi è una città in fermento dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista sociologico, dal punto di vista proprio dell'economia, dei cambiamenti, ce ne parlerà bene Marisa e non ti porto via questo tema molto interessante, ma comunque una volta che Grazia arriva qui a Roma si trova anche a cambiare tantissime volte casa e a questo punto lui dice: io voglio lavorare e voglio scrivere. Conosce una cugina che probabilmente è la cugina diciamo anche del marito, cioè ci sono delle infiltrazioni di cicognana per i parenti e quindi non sto a raccontarvi. Comunque questa frase mi è rimasta molto impressa perché questa è Grazia che vuole lavorare e scrivere, essere pagata per quello che scrive. Ecco l'importanza, Francesca, di questa donna così moderna. Ancora oggi noi che scriviamo dobbiamo batterci perché qualche cosa ci venga riconosciuta della nostra penna, e lei mi diceva questo all'inizio del Novecento. Bene, sto andando alla conclusione, ricordandomi altri 2 di romanzi, uno del 24 che è un romanzo bellissimo, La danza della collana, molto difficile, il romanzo quasi senza ambientazione. Noi diciamo che è ambientato a Roma, perché ci sono dei riferimenti anche proprio ai giardini, alla casa col giardino di Porto Maurizio, insomma ci sono alle periferie che stanno diciamo nascendo, quindi ci sono dei contorni extratestuali che ci fanno dire che è Roma, ma non è indicata. È secondo me un romanzo psicologico di una modernità incredibile, è quasi fuori del tempo e dello spazio, ed è il racconto di 2 donne che hanno lo stesso nome, una nipote e una zia, che si incrociano in questa stranissima cosa. Il Comune di Roma abbia deciso, su nostra iniziativa particolarmente di dare questo tributo a Grazia Deledda. In questo senso è molto significativo, cioè quando dice che la vita passa e noi la lasciamo passare come l'acqua del fiume, e solo quando manca ci accorgiamo che manca, cioè ci vuole insegnare che dobbiamo vivere apprezzando le piccole cose, anche le più piccole, perché questa vita non sappiamo, il tempo che ci è concesso non è infinito, ma non sappiamo fino a quando può durare. Bene, andiamo alla Grazia Deledda che arriva a Roma, e Roma è stata sempre la meta, la sua meta sognata, perché vedeva in Roma la possibilità di affermarsi, di raggiungere la fama, di raggiungere il successo. Apro una parentesi, qui c'è tutta la modernità di una ragazza barbaricina che fin da ragazza vuole assolutamente leggere, vuole studiare, vuole imparare, vuole studiare il mondo. Come farà? Poi studierà il mondo, nel mondo, sul mondo. E quindi raggiunge Roma, entusiasta di stare a Roma, la sua meta agognata, vuole raggiungere a tutti i costi la fama ed il successo, e
vuole il riconoscimento che le è dovuto della Società Letteraria Nazionale, come poi sarà. E lei vive a Roma, ma sempre con un occhio alla sua isola. Grazie dell'attenzione. Ovviamente che la nostra Grazia Deledda ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Nobel, quando istituì il premio, aveva destinato il medesimo a 5 aree della cultura umana, e la letteratura e la pace, e 3 aree scientifiche, la chimica, la fisica e la medicina. E lei è stata la prima donna italiana a vincere il Nobel per la letteratura, come già è stato detto, la prima donna in assoluto è stata questa Selma Lagerlöf, bisogna pronunciare ovviamente anche che c'è un'esperta di lingua svedese, e però alla fine ho parlato ieri sera, allora, hanno vinto il premio Nobel 58 donne su 980 uomini. Questo è un dato che già da solo lascia di stucco, ma quello da me personalmente è stato veramente di stucco, è che hanno vinto il premio Nobel per le scienze 25 donne, bisogna calcolare che Mercury ne ha 22, quindi 24 donne in realtà, su 600 uomini. E nelle destinazioni del Nobel ci sono 3 aree scientifiche, quindi sono dati diciamo, che lasciano perplessi. Dobbiamo pensare che l'Accademia, la Commissione delle Scienze dell'Accademia sia maschilista? No, io non penso quello, penso che semplicemente il retaggio di secoli di cultura sbagliata. E la domanda è, sta cambiando la situazione? Masia è presidente, come già detto, del Gremio dei Sardi di Roma, è presidente dell'UNA, ma a me in questa sede mi piace ricordarlo, così come Antonella Pagano, Sabino Caronia e altri amici dell'Associazione Internazionale dei Critici Letterari che sono qui presenti, e lui fa parte dell'Associazione dei Critici Letterari in quanto grande scrittore. Io lo vorrei ricordare perché è una pietra, questo giusto, e anche il tema di Grazia Deledda lo richiede. E tra l'altro, a proposito di Sardegna, 2 anni fa, l'anno scorso, Antonio Maria Masia ha preso il premio internazionale di Dante dedicato a Grazia Deledda con il suo racconto in sardo lungorese, perché lui è nell'ambito, diciamo, del nord Sardegna. Non so se il film che dovrà essere fatto faranno parlare il non-udorese, forse, che era la lingua, diciamo, di Timor, però andiamo invece su Antonio Maria Masia, scrittore, premio Grazia Deledda a Cagliarretto, ma in questo caso ci racconterà qualcosa di più sul rapporto di Grazia Deledda e Sì, io cercherò di delineare i fili relazionali, umani e artistici che hanno legato Grazia Deledda con la comunità dei Sardi di Roma. E sono il presidente del Circolo dei Sardi, e quindi inizio intanto facendo un caro saluto e ringraziamento a tutti i soci e amici che sono qui presenti. Ci sono molti scrittori, poeti, artisti che ovviamente non vado a citare, però voglio citare, visto che tu hai fatto il riferimento, a 2 amici che sono qua, il regista Fabio Segatori e la sceneggiatrice Paola Columba, perché stanno lavorando ad un film su Grazia Deledda, di cui ho visto un anticipo del premio. E loro sono tra l'altro quelli che l'anno scorso hanno prodotto e proiettato un bellissimo film su Emilio Russo, un altro gigante della Sardegna. Quindi alcuni anni fa, quando ho deciso di scrivere un libro sulla storia del Gremio, che è questo qua, avendo consultato una montagna di documenti, materiali, locandini, eccetera, e avendo fatto questo anche grazie alla collaborazione di Grazia Mandironi, che qua presente, che mi ha preceduto nel ruolo di presidente del Gremio, figlia del forse del più grande presidente del Gremio, Salvatore Mandironi, grande personaggio politico, ministro, eccetera. C'è anche il nipote, il sindaco di Nuoro,
Quindi, in numerosissime segnalazioni di eventi fatti dal Grigno, ma non solo dal Grigno, ma da tutti i circoli sardi in Italia e nel mondo su Piazza Deledda. E poi, tra l'altro, ci sono tanti circoli che portano anche il nome di Piazza Deledda. Quindi i sardi hanno sempre tenuto moltissimo a Piazza Deledda, proprio con fierezza, diciamo, con orgoglio. E però io volevo capire se c'erano anche dei precedenti che legavano Piazza Deledda con i sardi di Roma al tempo che Piazza Deledda viveva a Roma, cioè dal 1900, da quando è arrivata a Roma, sino all'anno della sua morte. E ho trovato alcune cose molto interessanti. Il gremio non si chiamava così, si chiamava Associazione dei Sardi di Roma. Questa associazione nasce ai primi del Novecento, va bene? Formalmente nasce nel 1910, però già nel 1904 e nel 1905 noi abbiamo la testimonianza attraverso un altro grande sardo, il sassarese Salvatore Ruiu, grande poeta sassarese in italiano, che a quell'epoca si trovava da studente a Roma all'Università di Lettere e però faceva il corrispondente con la Nuova Sardegna, no? Quindi lui relazionava la Nuova Sardegna anche su quella che era la comunità dei sardi di allora e sui suoi contatti con Grazia Deledda. Allora, in una prima segnalazione, che è proprio del dicembre del 1904, lui scrive bene che lega a proposito di questa associazione di sardi che sta nascendo. Lui scrive: i sardi a Roma, sicuro, e tanti, 1000, 2000, anche di più, ne trovate dappertutto, negli istituti di cultura, nei ministeri, nelle redazioni dei giornali, nelle trattorie, nei negozi, una vera invasione. Noi non saremo più quei pocos, locos, malunidos della storia, cioè pochi mezzomati e maluniti della storia, e fonderemo un nostro circolo, no? Qui come se lo sono fondati i residenti a Roma delle altre regioni. L'altra sera, lì accanto al Palazzo Bocconi, questo Palazzo Bocconi è in via del Corso, largo Chigi, ed è dove c'era la Rinascente. Sosta prediletta dei sardi, un primo nucleo di sassaresi, tra i quali anche Medardo Ricci. Questo Medardo Ricci è stato il primo direttore della Nuova Sardegna, dalla sua nascita nel 1891 fino alla morte di Medardo Ricci nel 1923. Allora ci siamo trovati d'accordo e la società sarda sarà presto formata, saranno 1000 soci perlomeno. E che cosa farà questa società? Avrà un indirizzo morale preciso e pratico, preciso. Sarà con una rete di fili che unirà parlamentari e pubblicisti, impiegati studenti, negozianti ed agenti. Nel suo seno potrebbero costituirsi agenzie di trasporto, di informazione di cose sarde. Chi non sa, chi non può, troverà una sede, un aiuto, sempre qualche cuore fratello. Non sarebbe bello se i sardi avessero qui una trattoria, una sartoria, una calzoleria, eccetera, eccetera. In un altro articolo alla Nuova Sardegna dell'anno dopo, nel 1905, lei riferisce di un'intervista fatta a Grazia Deledda. Io le leggerò solo uno stralcio, perché caratterizza molto anche, come dire, il carattere di Grazia Deledda e il suo rapporto con la Sardegna, eccetera. Non ci dimentichiamo che Grazia Deledda ha lasciato la Sardegna non con buon animo, certo lei desiderava venire a Roma perché aveva capito che a Roma si sarebbe affermata, però in Sardegna non era mica trattata bene, invidie, pregiudizi, rancori, anche nell'ambito della famiglia, E allora Salvatore Ruiu dice un'ultima domanda, chiede delle scuse a scappo, dica pure, lei almeno sa che io non sono selvatica come dicono e che io non so accomodarmi a certi complimenti e a certe gentilezze convenzionali, ricercate e false. Ha saputo, con
continua Salvatore Luio, del circolo dei sardi che sta per costituirsi a Roma? Credo sia una cosa possibile, e lei la sa vedere. Perché no? Purché i sardi non continuino in Roma i pettegolezzi dei loro paesi. Veda, nelle famiglie sarde che sono qui capita qualche cosa di diverso dalle altre famiglie. Rimane sempre in esse qualcosa di salvo. O non credo, poi lei è sempre così pessimista, dice Salvatore Lurio. Lei no. I sardi conservano anche qui quel loro istinto di investigare la vita altrui. Raccontano tutto, sa, non sfugge loro nulla. Hanno un'intelligenza acuta e uno strano potere critico. Del resto il popolo sardo è un popolo giovane, è fatto per la lotta, i suoi sentimenti sono vigorosi, nessuno potrà negargli la fierezza. Ecco, io colgo in questo colloquio riportato sul giornale, per grazia del Salvatore Lurio, che lei ancora risente delle critiche che ha lasciato in Sardegna quando è andata via, e però è anche una grazia dell'Eda che si è aperta, che sta maturando, perché in quel periodo romano lei che già aveva notorietà in Sardegna, perché in Sardegna lei aveva già scritto un paio di romanzi, adesso non mi ricordo bene, Livia forse ti ricordi che aveva scritto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, l'altro elemento importante che collega Grazia Deledda col circolo dei sardi, ne ha accennato Andrea Sordo, il sindaco di Nuoro, è che quando nel 1914, no, l'Associazione dei Sardi è già nata formalmente nel 1910, l'Associazione dei Sardi di Roma organizza il primo congresso regionale sardo fuori dalla Sardegna, sui temi che riguardavano la Sardegna, trasporti, sanitari, cultura, scuola, insomma tutti i grandi problemi che attanagliavano la Sardegna. Eravamo a 150 anni, a 50 anni dall'unità d'Italia, vennero trattati in quell'occasione attraverso la partecipazione di tutti i grandi politici sardi, anche alcuni che venivano dalla Sardegna. Insomma, per questo grande evento tenuto a Castel Sant'Angelo dal 10 all'11 al 15 maggio del 1914, poco prima che scoppiasse la prima guerra mondiale, organizzarono un comitato d'onore pazzesco, basta leggere i nomi, no? Nomi importantissimi, questo comitato d'onore, tutti maschi, c'è solo una donna, grazie a Dio, senza alcun titolo in quel caso, c'è scritto grazie a Dio, mentre per tutti gli altri c'è scritto grande ufficiale, onorevole senatore, parlamentare, eccetera, 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 grazie a Dio. Questo ci dice tanto. E siamo in un periodo in cui la donna non ha ancora il diritto di voto, verrà molto dopo la morte di Grazia Deledda, mi pare nel 48 le donne avranno il diritto al voto. 46? 46, l'avevo scritto allora va bene così. Allora, questa è una cosa veramente, veramente importante. E comunque accenno velocemente. Non è che a Roma o in Italia fanno mancare le critiche, non mancano le critiche del Sardegna. Qua è stato accennato per esempio a Pirandello, no? La Livia attraverso il marito, ma grandi critici, ad esempio Benedetto Croce, e dice: ma la Sardegna dice chi è? Non ha lo stesso rilievo di una certa Alice Tartuffario. Io chiunque a capire, a sapere chi era questa Alice Tartuffario, e Benedetto Croce metteva in evidenza rispetto a Grazia Deledda. Carnelli, che era questo studi, non si sa chi era questa Grazia, non è rimasto niente, ma lo stesso Luigi Russo, grande critico letterario, classifica Grazia Deledda come la scrittrice, come una Massari, insomma una buona Massari, ripetitiva, lunga, ritmi lenti, eccetera, eccetera. Beh, ci furono invece tanti altri critici, ma io ne cito uno, perché lui è quello che ha dato il nome all'Associazione dei Sardi di Roma, che si ricostituisce
dopo la seconda guerra mondiale nel 1948 con il nome Gremio. Questo è Nicola Valle, grande intellettuale, violinista di Cagliari, che nel 1971 tenne al Gremio una conferenza proprio su Grazia Deledda, contrastando nettamente sia Benedetto Croce, sia Luigi Russo, sia Pirandello, e io ho rintracciato proprio il sonoro, grazie a un nastro che mi ha dato, grazie a chi ci ha dato la Gremio, grazie a Randinone, che abbiamo decretato, quei nastri geloso, e praticamente lì Nicola Valle fa una bellissima difesa di Grazia Deledda, addirittura facendo ascoltare quello che Grazia Deledda aveva dichiarato quando, e cito quest'altro episodio, nel 1934 un altro grande sardo, anche lui socio fondatore del Gremio, grande musicista, etnomusicista, nato a Tempio, era Gavino Galli, anche lui un gigante della Sardegna, della cultura sarda. Bene, quindi nel 1934 c'è anche questo legame. Gavino Galli, il regista, che era diventato, anzi aveva fondato la discoteca di Stato, perché tutti i documenti sonori che abbiamo alla discoteca di Stato, dischi, registrazioni eccetera, si devono a Gavino Galli, no? E lui registrò la voce di Grazia Deledda. E io vorrei concludere il mio intervento leggendo la dichiarazione di Grazia Deledda a Gavino Galli, perché è veramente importante, perché è il suo come dire, il suo testamento artistico e veloce, ve lo leggo e chiudo. Allora, attraverso la mia opera letteraria, il quadro della mia vita può sembrare vasto e pieno di vicende, appunto come un'antica tradizione. Vorrei che oggi le mie parole arrivassero al popolo italiano e soprattutto alle sue donne. Dunque, racconterò di me cose popolari, come vogliono oggi il genio e il gusto della nostra patria. La mia famiglia, composta di gente savia, ma anche di violenti e di artisti primitivi, aveva autorità e aveva anche biblioteca. Ma quando cominciai a scrivere a 13 anni, fui contrariata dai miei. Il filosofo ammonisce, l'aveva detto anche nell'assolto, se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se va per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così. Avevo l'irresistibile viaggio del mondo, soprattutto di Roma. E a Roma, dopo il fulgore della giovinezza, mi costruì una casa mia, dove vivo tranquilla, con il mio compagno di vita, ad ascoltare ardenti parole dei miei figli giovani. Ho avuto tutte le cose che una donna può chiedere al suo destino, ma grande sopra ogni fortuna la fede nella vita e in Dio. Grazie. Ringraziamo molto Antonio Maria Mazzia, anche perché ci dà l'opportunità di sottolineare un errore che gira sempre in internet. E ricordo Sandro Madesani Deledda, il nipote di Grazia, quanto si arrabbiava perché aveva scritto a Google, aveva scritto a Wikipedia. Insomma, questo non è il discorso che Grazia Deledda ha fatto al 9, ma se voi digitate questo su internet ancora adesso, viene fuori che questo è il discorso di Grazia Deledda al 9. Quando al 9 non si poteva dire se non 2 parole, perché poi gli hanno proprio detto non fare grandi discorsi. Grazie Antonio che ci ha ricordato invece che questo è un discorso rilasciato da Pino Gabri, eccetera, come tu hai ricordato nel 1934, quindi guardate quanti errori girano su Wikipedia e su internet.
E per ultimo ricordiamo che il grande Attilio Momigliano, che è il grande critico letterario che diciamo si oppone anche alle critiche negative, guarda caso che considera Elias Portoni il romanzo di più grande moralità dopo i Promessi Sposi, addirittura. Poi ho scoperto che ha insegnato al liceo classico di Nuoro, ecco perché conoscendo direttamente la cultura della medicina nuorese ha potuto apprezzarla in pieno. Bene, un curriculum enorme, molti non lo conoscono, qui presentato come recentissimo e ne sono molto orgogliosa e felice, socio dell'Associazione Internazionale di Critici Letterari, presidente generale Tommaso Moro, e nella sua veste appunto di studioso anche all'interno delle più grandi e più alte istituzioni nazionali, ci presenta appunto le istituzioni e grazie a lei. Grazie dell'invito, grazie per le relazioni che ho trovato e per la presenza di tutti qui, nonostante sia lo scorso po' di tempo all'inizio. Vi ringrazio molto, cercherò di essere breve. Qualche anno fa, in occasione dell'approssimarsi del 90° anniversario dell'assegnazione Nobel, nel 2016, Non si sente anche? Adesso, dicevo che qualche anno fa, in possibilità del 90° anniversario dell'assegnazione del Nobel, io mi sono posto una domanda per me, e cioè, ma perché non ne parla nessuno di Grazia Deledda? Un'eclisse nella considerazione pubblica, tant'è che le risultanze di questo studio l'ho chiamato l'enigma Grazia Deledda, perché si tratta pur sempre, è stato ricordato molte volte, della prima scrittrice italiana che vince il Nobel, voglio dire, una grande considerazione della critica letteraria più qualificata, molte organizzazioni e semplificazioni da parte però di personaggi peraltro minori. Mi sono chiesto perché. Per rispondere a questa domanda ho articolato oggi preso due filoni: i programmi ministeriali, quelli legati alla formazione, si tratta di una scrittrice, compare, non compare, c'è nell'indicazione o meno, e poi gli atti parlamentari. Capito? Ma cosa? No, gli atti parlamentari sono lo specchio del paese. Tutto quello che passa nel paese finisce negli atti parlamentari, i giudizi, le persone, chi si interessa, chi no, questo compare, quello non compare, in prossimità di un evento storico, a causa di un evento storico. Se non c'è lì, non esiste. Allora sono andato a guardare negli anni. Quanto ai programmi ministeriali, ho dovuto notare l'assenza di un riferimento esplicito, molto banalmente non c'è. Sono andata, guarda, c'è un decreto del 2010 del Ministero dell'Istruzione, e sono andato a leggere in particolare l'unico programma che aveva un significato specifico, cioè il programma di letteratura del quinto anno del liceo classico. Se non c'è lì, ma anche in realtà quello delle ultime classi, quindi delle classi dell'ultimo anno dei licei, che arriva in modo stretto che relativo all'ordine di un capoverso. L'incidenza non potuto al Novecento delle voci di Pascoli e D'Annunzio ne rende imprescindibile dello studio, quindi l'aggettivo imprescindibile è per Pascoli e D'Annunzio. Così come sul versante della narrativa, la rappresentazione del vero in Verga e le scomposizioni e forme del romanzo in Pirandello e Stego costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi alla tradizione del Novecento. Quindi, così come Pascoli e D'Annunzio imprescindibili, Verga, Pirandello e Stego ineludibili. Poco più oltre, il percorso sono io che sto commentando, che sto leggendo, il percorso della narrativa, dice, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà letture di autori significativi, come Gatta, Fenoglio, Tartino, Primo Levi, e potrà essere integrato da altri autori, Avesi, Pasolini, Monarchi, Benedetto, punti di sospensione, dice. Allora, i primi 4, Gatta, Fenoglio, Carrino, Primo Levi, comprenderà la lettura, questo non è un invito, comprenderà, è assertivo, imperativo, comprenderà, deve comprendere quei quadri.
e potrà essere integrato da altri come Pavese, Pamosolini, potrà, e poi ci sono punti di sospensione, qualcosa si può aggiungere. Quindi 4 categorie di studenti, imprescindibili, ineludibili, necessari e eventuali. Grazie a lei non era, e a distanza di qualche anno, non è ancora perché ho verificato, di compresa di questi gruppi. C'è una sola norma di compresa nell'elenco e siamo avanti, tranne Pirandello, nessun altro autore che avesse scritto il premio Nobel della letteratura. A me è venuto un dubbio, ma lo dico rispettosamente perché tra l'altro è un autore che a me piace. Meneghello sì, e grazie a Deledda no. Chi sono davvero i piccoli maestri che il titolo del romanzo di Meneghello? Allora, l'unica possibilità di inserire nei programmi ministeriali sono qui punti di sospensione, cioè l'iniziativa dei docenti. Va bene? Questa è la situazione dei programmi ministeriali. Oggettiva, come vedete, non c'è commento. Poi ci sono gli atti parlamentari, anche qui è interessante. Pensate che per circa 80 anni, dal 26 in poi adesso vi do il dettaglio, se ne parla pochissimo. La prima volta che se ne parla, allora lei prende il Nobel, la prima volta che se ne parla è la seduta pomeridiana del 1° dicembre del 14. Dice, ma non è che ti sei letto tutti gli atti per Nobel? No, nelle vostre ricerche potete stare tranquilli, andate sul sito, per esempio della Camera, e usate i motori di ricerca e compare tutte le volte, cioè non è che uno, però la ricerca è attendibile, perché se quel nome compare salta fuori, senza discussione. Allora, la prima volta è la seduta pomeridiana del 1° dicembre del 27, poi al Senato del Regno il 6 dicembre. Parlano due saldi, celebrano la vittoria Nobel, due saldi, e cioè sono Carlo Sanna, è un deputato, un generale di Cuglieri, noto come Babbo Manno, perché era molto stimato, grande padre per i non sardi, Babbo Manno, grande padre. Molto stimato perché era dai suoi soldati, perché era un tipo coraggioso, e fu nel 26 fu nominato primo presidente del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, quindi il suo orientamento è chiaro. E il senatore Filippo Garavetti al Senato, quando era volta il Senato, sassarese, già sindaco di Sassari, che nelle 5 legislature era deputato, era seduto in molti banchi, estrema a sinistra, poi alla Camera, poi al Senato, Unione Democratica Sociale, poi Unione Democratica, quindi Consulta Nazionale Assemblea Costituente. E le prime 15 legislature repubblicane fino al 2008 a rivocare grazie dell'età delle aule parlamentari sono stati soltanto 6 parlamentari di diverso orientamento politico, tutti santi: Carlo Sanna, Filippo Garavetti, Salvatore Manieri, Donario Pina, Mario Berlinguer, Carlo. Finito. Si arriva alla 16ª, alla 16ª c'è un movimento e incomincia anche ad istituirlo. Ed è un merito di una deputata che non è sarda, è la prima parlamentare non sarda che si occupa di Grazia Deledda e della certezza un popolo della libertà, che presenta una risoluzione, poi discussa e approvata dalla Commissione Cultura, quindi è una risoluzione in Commissione, sulle celebrazioni del romanzo di Grazia Deledda Canarretto. E lei pone per la prima volta, in termini espliciti, associandosi alle iniziative di alcune associazioni, all'appello di alcune associazioni, l'esigenza di reintegrare Grazia Deledda nel canone della letteratura italiana. E il 2012, 1926, 2012. E lei scrive che bisogna reintegrarla nei successivi concorsi, non essendo presente in quei corsi di svolgimento, ed inserirla finalmente nei programmi scolastici curriculari nei quali è, tra virgolette, ampiamente trascurata. E naturalmente poi ci sono interventi, ma questa volta non sono i sardi, c'è una Borgia, ma c'è anche Paola Gosis della Lega Nord Padania, ma quelle elezioni del Partito Democratico Unico, vedete che è trasversale, no? Per la prima volta. E insomma, diciamo che così è la prima volta che quindi
ma va considerata anche la risposta del governo che si impegna a varare iniziative volte a favorire la conoscenza e lo studio della rete. Dopo questa novità, questa è la 16ª, nella 17ª molte altre iniziative si susseguono secondo il comandamento alterno. La centella insiste, presenta ripropone l'esigenza già rappresentata nella legislatura precedente, poi il deputato Giancarlo Giordano, Sinistra Ecologia e Libertà, presenta un'interrogazione alla Commissione Cultura che ripropone la questione dell'inserimento delle indicazioni nazionali, eccetera. Come vedete adesso non c'è più la separazione tra sardi e non sardi, non c'è alcun limite tra un orientamento politico e un altro, intervengono tutti gli orientamenti e per la prima volta in questi ultimi anni tutti dalla stessa parte. A proposito della Terena, la riaffermazione del primato della dimensione morale su quella politica dell'opera della scrittrice è prevista in una risoluzione presentata da Paolo Minetti che cita alcuni autori, cita Di Romagna, cita Nicola Tanna, a proposito del rapporto tra colpa, espiazione e castigo. E questo è molto importante, anche lui cita il giudizio di Momigliano nella fase in cui, tracciando un parallelo per la vita di Dostoevskij, ritiene Momigliano, grazie a Derrida, un grande poeta del travaglio morale, eccetera. Nella 18ª legislatura, poche ricorrenze, un po' di citazioni, ma ho notato che in queste ultime due sono citazioni più che altro per iniziative, comitati, celebrazioni. Gli argomenti sono stati sviscerati in queste ultime, tra la 16ª e la 17ª legislatura. Sono cose importanti, per esempio, c'è il decreto del Ministro dei Beni Culturali che promuove l'edizione nazionale dell'opera Omnia, queste cose importantissime. E ce ne sono tante altre, poi c'è anche un'iniziativa del Ministero di demandare alle scuole entro il 31 maggio del 2017 le loro idee di attuazione di progetti di ricerca e azione didattica sulle figure di Grazia e via dicendo. Alcuni con più enfasi, come la ministra pro tempore Valeria Fedeli e via dicendo. Ci sono stati anche Fioramonte se ne è occupato a proposito di una discussione dell'interpellanza del loro origine del Frassinetti, vedete un altro schieramento ancora sulla tutela, grazie, sulla tutela della cultura e patrimonio linguistico. È stato poi istituito nel 21 il comitato promotore per la celebrazione 150esima, che ci ha visto tra l'altro molti di noi coinvolti da questa pregevole iniziativa. È stata emessa una moneta nella collezione numismatica, è stato emesso un francobollo, il Presidente della Repubblica ha rilasciato un'importante dichiarazione, eccetera. La sostanza però, e così finisco, è che la svolta c'è stata quindi nelle mozioni del 2-3 dicembre 2016, 90 anni dopo il Nobel esatti, il superamento delle eclissi storiche di Grazia Deledda, della progressiva presa di coscienza delle istituzioni. E lo attestano gli argomenti utilizzati, la provenienza territoriale dei deputati che sono intervenuti, non più ristretta ai confini sardi, la differente caratterizzazione politica degli oratori, praticamente di tutti gli orientamenti politici rappresentati in Parlamento, la crescente, dopo le timidezze iniziali, la crescente coesione di intenti tra Parlamento e Governo, il contemperamento dei principi epocali, questione di genere, pluralismo territoriale, nuova cultura politica, con il generale riconoscimento della qualità umana di Grazia Deledda